470. Dite al Signore con canti di gioia, o terra tutta acclamate al Signore, servire nella gioia del tuo volto con lieti canti. Venite al Signore con canti di gioia. Dio ci ha fatto, a Lui affamo, noi suo popolo, egli pace. Dite al Signore canti di gioia. Del Spirito Santo, il saluto a voi qui per tutte le visioni sono nella preghiera. La grazia e la pace di Dio nostro e del Signore nostro siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, questa celebrazione eucaristica, misericordia, fonte di riconciliazione, pietà di noi, Signore, mostra tua misericordia. Dio perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Pietà. Sì. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini. Ti adoriamo, glorifichiamo, rendiamo grazie. Signore Dio Padre onnipotente, Cristo Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Padre, che toglie il mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Libro del profeta Ezechiele. In quei giorni uno spirito entrò, mi fece alzare in piedi e io a lui che mi parlava. Io ti mando ai figli di Israele, a una razza che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati fino ad oggi.
ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore induriti. Tu dirai loro, dice il Signore, ascoltino che sono di ribelli, no almeno che un trova in mezzo a loro. Io. Rendiamo grazie a Dio. I nostri occhi sono rivolti al Signore. E alzo i miei occhi a te, alla mano dei come gli occhi di una schiava alla mano della sua, i nostri occhi al Signore finché abbia pietà di noi. I nostri occhi sono il Signore. Pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo, troppo sazi del disprezzo dei superbi. Occhi al Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, affinché io non monti in è stata data alla mia carne una inviato di Satana per percuotere che io non monti in superbia. Per 3 volte ho pregato a me ed egli mi ha detto: mia grazia, la forza infatti si manifesta piena debolezza. Quindi ben volentieri perché dimori in me la potenza di Cristo, perciò negli oltraggi, con le persecuzioni, angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando è alla morte, parola di Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è a lieto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Nella sua patria, i suoi discepoli lo seguirono. Tutto il sabato mise in sinagoga e molti ascoltando stupiti dicevano: sapienza adatta e i prodigi da Legname, il figlio di fratello di Giacomo, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non tra i suoi parenti e in casa sua. Non poteva prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Mediava della loro. Gesù percorreva i villaggi
donaci una rinnovata gioia pasquale e la preghiera di questo giorno, Pasqua della Chiesa. Questa gioia esige di essere redenzione del peccato. Dal libro del profeta Ezechiele. Chi ascolta l'ordine del Signore. Non è facile quella che il profeta deve eseguire. Io ti mando agli israeliti, a un popolo di ribelli che si sono ribellati contro di me. Il profeta, in nome di Dio, cuori induriti nella speranza che si aprano alla e alla volontà del Signore Dio. Ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo. Si ricordino che i loro padri alla proposta di Dio avevano risposto. Tutto che acquiremo. Il Salmo 122 esprime non solo il cuore deve essere docile al Signore, ma anche gli occhi rivolti al Signore, perché il Signore è di misericordia e tanta le nostre debolezze. I servi delle schiave sono nella mano dei loro padroni e della loro. Dalla Apostolo Paolo ai Corinzi. Non tutto c'è per Paolo, per la fedeltà a Dio. Essa che una spina nella carne sono lo schiaffeggio e non rovini il capolavoro della conversione. Nell'annuncio del Vangelo non deve desistere dalle difficoltà che incontra. Il comportamento spesso di infedeltà dei che il buon Dio di essere preservato. Il Signore della sua grazia, convincendolo che la potenza di Dio si manifesta nella debolezza. Paolo compre il Signore alla maniera di come i credenti. Vanterò delle mie debolezze, perché dimori la salvifica di Cristo. Parole di Paolo, parole che devono essere anche le nostre. Mi compiaccio negli oltraggi, nelle persecuzioni, angosce e patite per Cristo. Non lasciamoci scoraggiare la sua forza in noi e dal Vangelo incredulità, salvezza e all'efficienza e dell'opera di Cristo. Nell'incredulità è prefigurata la sorpresa, accolgono Gesù che si presenta in forma strana e viene di Dio, ma figlio del carpentiere, figlio di Maria. Per la incredulità dei suoi paesani gli viene in dire prodigi, miracoli. Fratelli, non vogliamo impedire ai santi di compiere
per noi, per gli ammalati della salvezza o la salvezza dell'anima. Le verità credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, del Padre, Dio da nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre sono state create onnipotente, e per noi creatore del cielo e della terra, e per opera dello Spirito si incarna uomo, fu crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con la grande fiducia che il Padre ascolta sempre la supplica di coloro che si rivolgono a Lui, eleviamo la nostra preghiera comunitaria. Accresci la nostra fede, Signore. Accresci la nostra fede, Signore. Per la Chiesa sia sempre comunità di annuncio instancabile del Vangelo, con la parola e l'esempio, per interrogare gli uomini del nostro tempo e invitarli alla salvezza. Preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Per gli uomini di scienza e di tecnica, non si aggrappino a ideologie, ma sappiano sempre scrutare la verità con sincerità d'animo e apertura di mente. Preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Per quanti vivono lontano dalla fede, siano attratti dall'esempio semplice ed entusiasmante di persone che vivono nella misericordia di Dio. Preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. Per la nostra comunità, ispirata dalla parola e nutrita dall'Eucaristia,
promuova una vita ricca di fede schietta e gioiosa, perché a tutti giunga la luce del Vangelo. Preghiamo. Accresci la nostra fede, Signore. O Padre, con la fiducia dei figli che sperano in Te, ti abbiamo presentato le nostre invocazioni. Esse salgono a Te nella certezza di fede che sempre ascolti il Tuo popolo, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Dito e sacrificio che oggi noi compiamo la tua presenza, lavaci, Signore, doi nostra colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin d'ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dei morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per tutti noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Perché la nostra preghiera diventi una comunione fraterna, Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa e salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Fonte viva, chi ha sete beva, fratello buono, che rinfranchi il passo, nessuno è solo, se tu lo sorreggi, grande Signore, tu pane vivo, chi ha fame venga, se tu lo accogli, entrerà nel regno, sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore. Tu segno vivo, chi ti cerca veda, una dimora troverà con gioia, dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti coi doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Giovedì 11 luglio alle ore 20:30 in cattedrale a Udine, vespri solenni dei santi patroni Ermacora e Fortunato e presentazione del programma pastorale da parte dell'arcivescovo Riccardo Lamba. Poi ricordo che il Papa oggi è a Trieste, vogliamo veramente seguirlo e pregare perché la sua presenza porti frutti di fede. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Vergine Santa, di San Giuseppe e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Dal tuo celeste trono. Con lei. Grazie perché la sua presenza è una benedizione e ci aiuterà a vivere non una settimana, ma tutti i giorni come sociali e condivisi. Come fa un cristiano a non essere sociale? Sarebbe una sociale e quindi non funziona, non va proprio con l'essere cristiano. Direi che il nostro Signore è quello che ci insegna a essere un po' sociali, anche a certi orsi ci riesce, a cominciare da me. Lei è anche il primo, io penso, poeta sociale. Ce ne ha indicati tanti, credo che lei è il primo. Grazie Padre Santo perché non si stanca di cercare la pace, perché la guerra è la fine di ogni socialità, e ricorda a tutti di essere artigiani di pace. In questi giorni qui nessun